Buongiorno a tutti anche da parte mia. Ringrazio innanzitutto il Partito Democratico per l'invito, ma soprattutto mi complimento per questa iniziativa, per questo seminario. La prima cosa è cogliere la sensibilità istituzionale, lo spirito costruttivo, la volontà di affrontare un tema di così grande rilevanza cercando la più ampia convergenza del Consiglio regionale, ma non solo, il coinvolgimento anche di tutte le componenti della società veneta. Credo sinceramente che si tratti proprio di un approccio giusto, della scelta di un metodo che va apprezzato e sostenuto. Anche per questo il mio non vuole essere semplicemente un saluto formale e né tantomeno generico, ma un'occasione per esprimere la mia adesione e il sostegno affinché l'obiettivo di questo seminario di lavoro possa essere raggiunto, che si possa arrivare in un tempo il più breve possibile a una proposta di legge forte, chiara, condivisa e che il nostro Consiglio regionale poi la possa approvare e possa arrivare a delle norme in grado di prevenire e contrastare il crimine organizzato e mafioso e promuovere la cultura della legalità e della responsabilità. Credo che l'autorevolezza dei relatori presenti, approfitto per salutarli, e le importanti adesioni già raccolte rappresentino un ottimo inizio. Mi piace sottolineare di questa proposta l'aspetto che riguarda la promozione della cultura, della legalità e della responsabilità, perché sicuramente rappresenta un nodo centrale attorno al quale ruota tutto e attorno al quale si dimensionano anche le varie proposte. La criminalità e l'omertà si combattono certo con uno Stato forte, dove ogni sua componente, legislatore, magistratura, forze dell'ordine, riescono a svolgere con competenza ed efficacia il loro compito. Ma sappiamo benissimo che tutto questo non basta. È necessario e urgente riaffermare e riportare al centro della nostra vita civile valori e stili di vita, il rispetto della persona, l'onestà, il senso di appartenenza a una comunità. Valori e stili messi in subordine negli ultimi anni dal prevalere di messaggi pieni di superficialità e di egoismo, dall'esaltazione del denaro facile e del successo immediato ed effimero. Legalità e responsabilità rappresentano due presupposti indispensabili per invertire questa rotta, invertire questa situazione. L'importante è farlo assieme, cercando quella convergenza che va al di là della tattica, della propaganda e della strumentalizzazione. Se sapremo farlo, e ne sono certo che sapremo farlo assieme, questo sicuramente è un buon giorno per la nostra Regione. Grazie.